Forze di polizia posizionate proprio qui all'ingresso della stazione di Mestre, ma anche nella parte interna dove gli agenti stanno controllando se chi deve oltrepassare il varco abbia effettivamente un biglietto per salire a bordo di un treno oppure no. Tutto per bloccare la manifestazione che era stata annunciata dai No Green Pass, che però non si sono presentati. In molti, nel primo giorno in cui il Green Pass diventa obbligatorio in Italia per viaggiare su molti treni, si aspettavano una protesta anche eclatante, comprese le forze dell'ordine, ma non c'è stata. Davanti alla stazione di Mestre la situazione era come gli altri giorni. Una signora però ha tentato di spiegare il motivo di questa assenza da parte di chi non accetta l'utilizzo del Green Pass, lei compresa. Noi nel web abbiamo ricevuto questa locandina che si faceva le manifestazioni in tutta Italia alle stazioni. Dunque molti di noi hanno detto è impossibile farlo. Questo, continua la signora, perché la nostra intenzione non è mai stata quella che vogliono far passare, ovvero di manifestare in maniera aggressiva. Noi quando abbiamo organizzato su tutte le manifestazioni, Padova, Venezia, Mestre, non è mai accaduto nulla e c'è stata un'ampia partecipazione da parte, scusate se mi tolgo via gli occhiali, hanno invece fomentato dire che siamo dei violenti, cioè dalla stampa ai giornalisti. Cioè signora, lei sta dicendo che la stampa vi sta dipingendo come quelli che non siete? Quello che veramente non meritiamo, perché è gente per bene, gente che si è informata, che ha una coscienza e che non è violenta. E a dimostrazione di questo avrebbero dunque deciso di non presentarsi, anche perché, ribadisce la signora, che è passata per vedere come fosse la situazione, da noi non sarebbe mai partita una proposta così. Sapevano che non era stato organizzato da noi, è stato organizzato dal sistema, ripeto, dal sistema. Intanto per giovedì mattina è previsto un presidio pacifico contro il Green Pass davanti ai palazzi di Regione, Venezia compresa.